L'avvocato Lillo Fiorello, nella qualità di difensore dell'onorevole Roberto Di Mauro in relazione all'inchiesta sugli appalti truccati in provincia di Agrigento, interviene affermando, poiché sono state pubblicate notizie non corrispondenti al vero, precisa anzitutto che l'onorevole Di Mauro non è sottoposto a indagini per ipotesi corruttive, né gli si contesta di aver ricevuto tangenti o qualsiasi altra utilità, forma oggetto di comunicazione, un'unica ipotesi di turbata libertà degli incanti nell'ambito di un asserito contesto associativo. Di tale ipotesi, conclude l'avvocato Fiorello, l'onorevole Di Mauro si dichiara estraneo e fiducioso che lo sviluppo delle indagini confermerà la correttezza del suo operato. Anche il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè dice la sua sull'operazione alla luce dei recenti fatti di cronaca giudiziaria, riponendo sempre limitata fiducia nell'operato della magistratura a tutela della legalità e della convivenza civile. Auspica che le indagini in corso non pregiudicano la realizzazione dei lavori relativi alla ristrutturazione della rete idrica di Agrigento, un'opera essenziale attesa da decenni, strumento chiave per risolvere la crisi idrica che attanaglia la nostra città. Miccichè continua affermando: esprimo inoltre rammarico per le ombre che potrebbero offuscare un'opera che rappresenta il riscatto di una popolazione sottoposta a enormi sacrifici e che ha riposto le proprie speranze nelle istituzioni pubbliche. Miccichè conclude facendo un appello agli organi competenti affinché sia garantito il risultato nel rispetto della legalità e dell'interesse pubblico.